credo sia importante sapere che quando qualcuno paga qualche ammenda perché magari ha fatto un abuso edilizio, ha fatto qualcosa che non va per il territorio, finora quei soldi andavano in qualche modo nella gestione complessiva. No, abbiamo deciso che se il paesaggio e il territorio sono quelli che sono in qualche modo violati da chi ha fatto qualcosa che non va, quei soldi devono tornare al territorio. E allora, se vogliamo fare bello il Veneto, cominciamo. Oggi cominciamo a fare in qualche modo un investimento importante, sono quasi 3 milioni di euro, per riqualificare 4 cammini importanti, noi sono i cammini della fede, per far che? Bello il paesaggio, bella la proposta, perché è una proposta interiore, e favorire sì che un turismo sostenibile possa portare economia al Veneto. L'abbiamo fatto d'intesa con i comuni, d'intesa con i territori, quindi io ringrazio i sindaci che hanno collaborato con noi, i sindaci tutti, i sindaci capofila dei territori, perché insieme a loro, con semplicità, spendiamo bene queste risorse per far bello il Veneto. Se immaginiamo il percorso, ne cito uno, le erogazioni di Asiago, sono paesaggi meravigliosi che in qualche modo possono essere utilizzati e fruiti non solo nel periodo specifico ma in tutto l'anno, e quindi vuol dire migliorare la percorribilità, migliorare l'accessibilità, migliorare la segnaletica, ad esempio nel Cammino di Sant'Antonio tutta una percorribilità che porta da Campo San Piero fino a Padova accessibile anche ai portatori di handicap, illuminata, il percorso notturno, ma non illuminata con i classici pali della luce che conosciamo, ma illuminata a terra, quindi tutti interventi di pochissimo impatto ambientale rispetto alla visibilità, di grandissimo miglioramento qualitativo, ma che consentono ai veneti, ai turisti, a chiunque abbia interesse a trovare percorsi facili da vivere. Noi abbiamo scelto alcuni percorsi che erano quelli più noti, fra l'altro faremo ulteriori investimenti nel prossimo anno su ulteriori percorsi, ma chiederemo ai territori di dirci quali sono i migliori. Dei 4 cammini della fede individuati, 2 sono noti, storici, più facili da riconoscere, quindi paradossalmente è più facile intervenire per renderli migliori. 2 sono più da costruire, ma avendo storia, credo il bello è con i comuni trovare tutte quelle piccole cose utili. Io parlo di piccole cose perché è tutto un lavoro di cesello, e allora quando tu fai un lavoro di cesello è molto più impegnativo, ma di fatto ti dà più soddisfazione. Per noi è veramente un grande risultato quello di aver potuto ottenere un finanziamento e di avere così reso possibile la manutenzione straordinaria di questi siti, ma soprattutto l'attuazione di interventi migliorativi per l'abbellimento del paesaggio. Devo dire che questo è un intervento che noi vogliamo ricondurre ad una chiave prettamente paesaggistico-culturale, perché la nostra gente è molto legata a questa tradizione ed è anche molto gelosa verso chi vuole strumentalizzare questo rito antichissimo in una chiave turistica. Quindi per noi è importante mantenere nell'alveo culturale e del rispetto delle radici storiche che ha questo grande evento la nostra rogazione. Il progetto è un progetto molto ambizioso di valorizzazione del territorio della provincia di Belluno, è un progetto che coinvolge parecchi comuni anche importanti, ha un'alta valenza sia paesaggistica sia culturale, sociale, ma anche proprio della nostra fede. Capitolo Gaiano è un comune capofila di altri comuni della Val Punicella, una valle di valorizzare questi percorsi, ognuno con le proprie peculiarità.